Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì del gruppo TV7 con, ormai l'avete visto, Diego Zabbeo, praticamente in arte Zed, uno dei più grandi organizzatori di eventi, soprattutto di musica, qui a Padova. Abbiamo visto tanti spettacoli, tanti spezzoni di concerti, andiamo a vedere quelli degli Scorpions a Piazzola sul Brenta, visto che prima parlavamo proprio di Piazzola, dove è saltato quel famoso come si chiama? Non mi sfugge la voce, generatore, non mi veniva in mente. No, il generatore era Villa Pisani. A Villa Pisani, qui invece non è stato nulla, vero? No. Mai nulla. Andiamo a vedere a Piazzola, che è una location straordinaria, vediamo. Ecco Diego, questi non si è potuto vedere, però ve lo diciamo noi, è Piazzola. Com'è nata l'idea di Piazzola, di quella straordinaria location nella Villa Contarini? Cioè, com'è nata l'idea di andare a fare i concerti lì? Eccole qua. Eccola qui. Sì, qui c'è l'esigenza di realizzare delle arene. Poi mi spieghi perché l'avete chiamato Company Arena, per quale motivo? È il nome della radio. Per quale motivo? Radio Company. Qui è abbronzato, Beh, tante sorprese. Valeria sempre la fida Valeria, sempre vicino a Diego. Prego Diego. Beh, allora, l'esigenza di realizzare degli spazi, allora abbiamo parlato di strutture al chiuso, i palazzi dello sport, i teatri, il Geox, per arrivare anche alle configurazioni alla fiera, e poi naturalmente la musica da giugno ad ottobre si svolge all'aperto, ma per varie ragioni, in modo particolare perché il pubblico predilige lo spettacolo dal vivo all'aperto. Devo dire che in tutto il mondo c'è la grande vocazione delle rassegne e dei festival, e cioè la 3 giorni per esempio rock, la 3 giorni per esempio pop o di musica elettronica. Noi abbiamo pensato di realizzare anche in questo caso un'arena in uno spazio il più confacente possibile, quindi da questo punto di vista Piazzola sul Brenta ha un anfiteatro a tutti gli effetti, perché il piazzale Camerini, che è antistante Villa Contarini, è a mio avviso un anfiteatro naturale. Abbiamo deciso di rimanere su Padova, quindi avendo creato questa educazione allo spettacolo, questa continuità, quindi questa tradizione di frequentare gli spettacoli dal vivo a Padova, per quanto riguarda non soltanto i padovani ma tutto il pubblico del nord-est, quindi abbiamo scelto Padova, abbiamo scelto una location di grande prestigio e naturalmente idonea dal punto di vista anche proprio tecnico ad ospitare una rassegna. Questa rassegna è diventata nel corso degli anni significativa a livello nazionale ed internazionale, con delle denominazioni legate a delle aziende. Nel caso specifico il Gran Teatro Geox rappresenta la grande azienda Geox, e a Piazzola sul Brenta abbiamo avuto Company Arena, abbiamo avuto l'Hydrogen Festival, questa azienda di moda nel mondo, e per ultimo in questo caso Postepay Sound, che è l'ultimo abbiamo trovato dei partner, esatto. Anche adesso abbiamo visto un'immagine con il pubblico di Piazzola. Sì, noi abbiamo vinto anche in questo caso il premio come la migliore serie di concerti in Italia. On Stage, una rivista specializzata di spettacolo dal vivo e tecnica, ha realizzato un premio
dove partecipavano i promoter, i tour dell'anno, le location, in questo caso la serie di concerti. Noi abbiamo vinto come la migliore serie italiana. Sta arrivando l'estate, ecco, avete già in mente, perché nel vostro programma, nel vostro sito, chiedo anche a Marco se riesce a mettere il sito della ZED, così... Certo, abbiamo già annunciato alcuni artisti e c'è stato un grande successo di vendite, in parte l'avevamo compreso analizzando i dati social del più grande DJ e produttore al mondo, David Guetta, che sarà presente al Post Pay Sound, che è partito con una vendita molto alta. Abbiamo annunciato i Kasabian, abbiamo annunciato il ritorno dei Cranberries al Post Pay, quindi giorno per giorno seguendo i nostri siti. Per quanto riguarda l'Euganeo invece... Per quanto riguarda l'Euganeo, anche qui direttore... È nata la diatriba con ecco. il già sindaco, che ora non è più perché a Padova è senza, che quello stadio sarà territorio della ZED. È chiaro che poi lei conosce bene il giornalismo, alcune informazioni vengono magari promosse e non sempre sono corrispondenti a verità. È evidente che noi abbiamo un rapporto forte con l'amministrazione comunale di Padova, ad oggi attualmente non rappresentata da un sindaco, e che riguarda anche la realizzazione di eventi spettacolistici allo stadio, perché bisogna ammettere che lo stadio Euganeo rappresenta una struttura molto grande, chiedo, Zed, che ha bisogno di contenuti. Sì, però non è facile costruire eventi in uno stadio grande così tutti gli anni e ripetuti, cioè può avere un anno che non so, Vasco Rossi, bravissimo, però bravissimo. Non è facile organizzare. Non è facile per alcune ragioni. Innanzitutto abbiamo detto prima che gli spettacoli allo stadio sono molto costosi e quindi anche molto rischiosi e quindi anche non ripetibili, cioè con la frequenza che utilizziamo per esempio al Geox o nei Palazzi dello Sport, dove un tour di un artista pop italiano lo possiamo fare anche ogni 2 anni, parlo in termini di frequenza. Quindi è evidente che non è così scontato avere artisti disponibili a realizzare tour negli stadi. L'altro elemento è che esiste la concorrenza, la competizione e ammetto che gli stadi disponibili a realizzare, le strutture, in questo caso le amministrazioni, le società disponibili ad ospitare eventi in Italia sono cresciute. Per esempio quest'anno a Verona c'è uno spettacolo dal vivo, Bologna c'è uno spettacolo dal vivo e quindi bisogna sempre anche considerare le disponibilità, la capacità anche del territorio. Faccio un esempio, è evidente che oggi ci sono città che sono disposte ad investire anche attraverso contribuzioni, perché no, delle agevolazioni, perché no, spostando delle attività di sponsorizzazione, pur di avere lo spettacolo dal vivo che rappresenta sostanzialmente un indotto economico, un ritorno. L'esempio specifico, per esempio, per quanto riguarda gli spettacoli in Friuli, che è una regione a statuto speciale che tende a valorizzare lo spettacolo dal vivo anche per aumentare il numero di turisti presenti durante la stagione estiva e quindi potenzia l'offerta attraverso Noi abbiamo parlato finora soprattutto e quasi esclusivamente di artisti cantanti, però la ZED organizza anche artisti che non sono cantanti, ne ricordare noi abbiamo Fiorello, Brignano, chi più ne ha più ne metta perché ce ne sono un'infinità, Siani, De Sica, spettacoli teatrali, cioè voi organizzate spettacoli danza. E poi anche la danza, esatto, le convention, perché è l'attività che poi è privata, e la televisione. E la televisione, organizzate a 360 gradi un po' tutto, giusto? Sì, certo. Questa è la caratteristica di un'impresa che vuole essere sostenibile. Una delle cose belle è i musical. La ringrazio direttore, è stato galvanizzante vedere che siamo partiti con numeri bassi, cioè non è stato facile perché a Padova i musical non passavano, i grandi musical internazionali non passavano.
noi avevamo la possibilità di vedere i musical o a Milano o a Trieste, città che ancora oggi per esempio mette in scena i titoli originali, Cats e quant'è, Certo. mamma mia. Oggi Padova è diventata la capitale dei musical, quasi tutti i titoli nazionali ed internazionali noi li mettiamo in scena, soprattutto grazie al Geox. E da piccoli numeri di spettatori oggi possiamo vantare una media spettatori che è tra le più alte d'Italia. Tutti gli artisti, dal musical al cabarettista, quando viene a fare lo spettacolo? Sono entusiasti, sono entusiasti. Non mi ha fatto neanche tempo di terminare il teatro Geox. Sì, ecco, devo dirle questo, direttore, lei mi dà la possibilità di provare a comunicare al pubblico che il Geox è un prototipo, un format invidiato in tutta Europa. Cioè, non a caso noi riceviamo mediamente 1 o 2 mail al mese, sia di città italiane, ma non solo, anche di città europee, che ci chiedono la disponibilità di un confronto con la nostra struttura per capire se è possibile realizzare una struttura analoga chiaramente nella loro città. E questo è un vanto per noi, per la città di Padova, per l'amministrazione, ma diciamo per l'Italia. Ecco, la struttura del Geox, che ad alcuni può per certi versi, non dico non piacere, ma qualcuno può avere anche esprimere delle criticità, sostanzialmente è un fiore all'occhiello a livello nazionale, detto dagli artisti, detto dai produttori e detto dai manager. Certo, se lo dice poi Diego Zabbeo, magari uno è di parte. No, però guardi, per esempio Umberto Tozzi ha fatto delle dichiarazioni nazionali in Rai, ha realizzato il DVD, ma le dico, artisti internazionali... Lo trovo sempre a mangiare il baccalastra. Sì. Sempre, sì. Ecco, poi viene fuori, cantiamo assieme Gloria. Che tornerà. Artisti internazionali dal palco proprio del Geox hanno incitato il pubblico ringraziando per la certo, mi fai vedere Marco, così iniziamo un attimino, anche ci ritorniamo, la conferenza stampa dell'Amoroso, perché raccontiamo un attimino. Allora arriva l'artista, sì. Voi fate la conferenza di presentazione, adesso vedremo uno spezzone che è di una conferenza stampa, poi al termine dello spettacolo date sempre, io sono venuto dietro le quinte, ho visto che la Zed è molto gentile e cordiale con certo. Gli artisti, apre il dolce, tutti con personalizzato, vedete qui c'è una conferenza stampa con Andrea Benesso che sì, questo è l'incontro naturalmente esatto. Per la presentazione di un esatto, tour. E dunque parte tutto da qui, la macchina organizzativa, e termina con il dolce, tanto per far capire alla gente come dolce, funziona. No, per fare il brindisi. Noi abbiamo pensato di far sentire bene il pubblico ma anche gli artisti. Il Geox per esempio è dotato di strutture che pochissime altre location hanno, la palestra, i camerini. Ma siete bravi, guarda, io l'ho visto poco tempo fa, anzi giovedì scorso, senza tanto dire, con Garfunkel, e ho visto che davate le rose alle signore. Signore, sì, un servizio... insomma... cerchiamo di perfezionare sempre di più la qualità del servizio proposto. Il dolce che lei faceva, anche questo è stato intendo brindisi, no, ovviamente. No, ma in realtà ha detto una cosa giusta, la caratteristica che ci ha permesso anche di crescere nel rapporto fiduciario con le produzioni con gli artisti è stata questa particolare attenzione al dettaglio. Un artista è a tutti gli effetti come un uomo normale, con i suoi umori, con i suoi stati d'animo, con i suoi pregi e i suoi difetti. E le dico che più tu riesci a farlo sentire a casa, cioè immaginate voi che questi artisti dormono sempre in hotel, girano, quindi hanno un rapporto anche di relazione con la propria famiglia che è limitato dal lavoro, è un lavoro in itinere che si muove. Più dai, più loro danno. Bravissimo, più tu riesci a mettere... Cirico, hai tutto, guarda che particolari. Tu più riesci a mettere a proprio agio, cioè se tu fai un camerino bello, confortevole, pulito, con una bella doccia, con la televisione, con un divano, con un salotto, naturalmente un artista magari dorme, fa il riposo mezz'ora, certo. Quando finisce lo spettacolo magari incontra la sua famiglia e i bambini. Se invece tu gli dai uno spazio angusto, freddo, che naturalmente non rappresenta, come dicevo prima, il concetto della casa, della famiglia, naturalmente l'artista se ne va via insoddisfatto. Ecco, questi sono i dettagli che hanno fatto la differenza e devo dire che noi siamo stati su questo i precursori. Il Zed Pignolo, Diego Zabbeo Pignolo, che è un merito e un vanto.
Dicevamo che la ZED non organizza solo spettacoli, ma come diceva lei prima organizza convention, organizza il teatro per riunioni politiche, insomma è molto usato. E può dunque può essere preparato anche in diversi usi. Noi adesso andiamo a vedere lo spettacolo delle donne, che tra l'altro mi diceva prima l'ha organizzato Valeria. Valeria ha creduto in questo format, questo, in questo programma televisivo. Ecco, in questo programma, in questo spettacolo che lo stiamo vedendo. Il dinner and show, cioè la cena. Riusciamo, Marco, a fare lo stop immagine quando vediamo il grande teatro preparato non con le sedie che abbiamo visto prima, e voi organizzate anche per questi eventi, eccolo qui, è bellissimo, perché questa è la configurazione, quindi con i tavoli, la cena che facciamo anche per le aziende, certo. Da questo punto di vista. Questo permette un utilizzo costante, continuativo della struttura e quindi quella logica di sostenibilità che dicevo prima, altrimenti, ecco, direttore, costa, ecco, Pippo Baudo che fa il suo intervento, costa tantissimo gestire una struttura, una tensostruttura, perché anche proprio a livello di costi ordinari, di manutenzione ordinaria, di gestione, perché si tratta di una tensostruttura, quindi di un'opera temporanea, e che ha delle necessità quanto di gestione temporanea oramai rimarrà a vita, io credo. Temporanea dal punto di vista che non è muratura. Eventualmente, siccome c'è il 20% di possibilità di ingrandire gli immobili, lei la può ingrandire, insomma, eventualmente. Noi abbiamo un progetto in corso di definizione, crediamo che la struttura, come dicevo prima, sia un fiore all'occhiello di Padova, della provincia, del Veneto e dell'Italia. Ci piacerebbe migliorarla, renderla ancora più confortevole. Questa è una notizia che posso dare, la do a lei come un'anteprima. Noi vogliamo ancora una volta migliorare le sedute, renderle ancora più confortevoli, migliorare gli spazi, rendere ancora più uniforme la diffusione sonora, quindi l'impianto acustico, migliorare l'accesso del foyer, quindi ci saranno delle novità che renderanno veramente la struttura unica. Abbiamo anche, tanto per far vedere, perché qui a Padova bisogna ricordare, abbiamo un'università e la festa universitaria è stata organizzata al Gran Teatro Gex, possiamo andarla a vedere, credo. Questo spettacolo dovremmo avere con migliaia di matricole. Esatto, dovremmo avere anche le immagini di questo, credo che dovremmo avere l'immagine. Questo dimostra la trasversalità, la capacità di applicare la nostra organizzazione, la nostra expertise, non soltanto agli spettacoli, alle produzioni nazionali, ma anche a quei contenuti locali. Eccola qui, è vero, è questa? Secondo, esatto, è questa qui, Benny Benassi. Questo io vi ringrazio per la disponibilità. Non vorrei che si trasformasse la trasmissione in una sorta di promo alla società che io rappresento. No, io vorrei che invece fosse una... ci mette la passione, è anche giusto lo No, sia. ma che fosse l'opportunità per far capire a chi magari ha visto soltanto la parte visibile. Vede Zabeo, le devo dire una cosa, non è, al di là che la pubblicità ovviamente al nostro piccolo la facciamo anche noi alla ZED, però io credo che quando un'azienda, in questo caso la definisco azienda e aggiungo passionale, perché voi siete un'azienda passionale oltre che un'azienda vera e propria, coinvolge migliaia e migliaia di persone, con continuità. Con continuità, vede che sta venendo nel dire quello che sto dicendo io, in tutti questi anni è giusto che abbia lo spazio che merita, e quindi noi, io personalmente che ho voluto questa trasmissione con lei, era giusto darlo spazio alla ZED, perché se lo merita. Quando un'azienda e degli imprenditori fanno qualcosa di importante per una città è giusto riconoscere loro, al di là degli utili e non utili che a me non interessano, quello che hanno fatto di buono. Direttore, la ringrazio. L'ho interrotta? Non mi ha mai ringraziato così tante volte. No, insomma, mi sta mettendo positivamente, è una cosa piacevole, in un imbarazzo positivo che... Senta, al di là di tutto questo, voi avete da un po' di anni organizzato anche una manifestazione diversa dal solito, che è l'Anden Festa. Noi tra l'altro lo scorso abbiamo avuto ospite nella presentazione. Bello, qui. abbiamo fatto... Magari la ripeteremo anche quest'anno. Sì. Allora andiamo a vedere un po' di immagini, ma anche questa idea certo,
giorni in festa. Anche quest'anno, e avete fatto bene, per me avete ridotto ridotto, sì. Devo dirle che anche qui lei mi dà l'opportunità di... Così facciamo vedere da fuori. Di poter esprimere dei concetti, secondo me, che è giusto dire, soprattutto anche a seguito di alcune critiche che sono state poste alla manifestazione dell'Irlanda. Innanzitutto nasce dalla volontà di realizzare una manifestazione popolare aperta al pubblico in forma gratuita, che celebrasse l'Irlanda attraverso il connubio con la festa di San Patrizio, che è il 17 marzo, però unendo la cultura irlandese, quindi la musica celtica, il folk irlandese, al cibo, alla gastronomia, alle pietanze. Ecco, per esempio, in questo caso c'è la pizzeria, ma c'è tutto il self-service con i prodotti tipici irlandesi, fino anche a tutta quella che è la letteratura irlandese, il rapporto con l'arte, per questo abbiamo realizzato anche i villaggi celtici. Naturalmente questa è una manifestazione che fino ad oggi può avere rappresentato per l'opinione pubblica una grande opportunità di incassi e di ricavi per la nostra organizzazione. Le dico questo perché, direttore, noi come azienda, naturalmente è corretto, abbiamo dei controlli anche proprio nell'ambito dell'organizzazione attiva, quindi abbiamo la presenza degli uffici preposti, delle autorità preposte per il controllo del personale impiegato, per il controllo della materia prima e quant'altro. Ecco, e noi abbiamo avuto ogni volta dei controlli in questa manifestazione e non solo. Secondo il nostro punto di vista, il pubblico non ha percepito quanto sia impegnativo e quanto sia costoso. Guardate i dettagli, tutte queste strutture di legno non ci vengono fornite da sponsor, quindi noi siamo al 100% produttori di questa manifestazione, quindi la realizziamo dai noleggi delle tensostrutture tutto. Lei immagini che questa manifestazione costa oltre 600.000 euro solo di organizzazione logistica. Non abbiamo un biglietto di ingresso, quindi è completamente gratuita per le famiglie, eccetera, e naturalmente è emerso che qualcuno ha criticato per esempio il prezzo del coperto, cioè del cibo, piuttosto che il pedaggio del parcheggio e quant'altro. Ecco, io vorrei far notare che non esiste una manifestazione ad ingresso gratuito così grande, così compiuta, così strutturata, con un'offerta musicale di rilievo, quindi con band nazionali ed internazionali che variano dalla musica irlandese alla world music, gratuita in Italia. Esistono manifestazioni simili anche durante l'estate, però come potete immaginare che noi possiamo rendere sostenibile una manifestazione che ha questi costi e che rappresenta un'opportunità unica proprio per l'ingresso gratuito, se non applichiamo dei prezzi dal punto di vista anche magari rivisti? Però può coprire un po' le spese. Però allora il problema è un altro elemento, direttore, adesso siamo nella parte finale della trasmissione, però è giusto dirlo. Come fa a sapere che siamo nella parte finale? Perché ho seguito il tempo. Sta conducendo lei quasi. No, voglio dirle, molto spesso ci troviamo di fronte a questo parametro. Il pubblico entra in un palazzo dello sport, entra in uno stadio, fa una valutazione, moltiplica il costo del biglietto per il numero di spettatori presenti e quindi arriva a determinare delle soglie economiche di alcune centinaia di migliaia di euro. E poi, naturalmente, perché è logico, posso comprendere la curiosità, l'animo umano è quello di capire, di comprendere, e fa la variazione, allora qui ci sono, e si arriva a determinare degli incassi. E si presume sempre, purtroppo, questo è l'errore che si fa, che organizzare un evento, quindi realizzarlo professionalmente con un'azienda, con dei dipendenti, con dei collaboratori, noi abbiamo un'azienda strutturata, quindi con una struttura proprio organizzata, ecco, non costi molto. Questo è il problema e non ho dubbio nel confermarlo anche a lei e a questo punto alla platea televisiva nel dirle che il nostro lavoro è un lavoro che ha una marginalità molto stretta. Perfetto, perché abbiamo costi
L'ha detto. Gestione. Quindi, ecco, L'ha detto. quindi non vorrei che passasse questa informazione errata, che molto spesso ci mette nella condizione di essere grandi produttori di ricchezza, certo. ma poco spendenti, Diego che non è Giabè così, l'ha purtroppo detto è ed il è stato contrario. molto chiaro. Stiamo vedendo, brava la regia, il vostro sito dove possono trovare e prenotare ovviamente i biglietti per i vari spettacoli. Il sito è Z Live, dunque cliccate Z e sicuramente... Come vede, qui stiamo presentando una data che è quasi fra un anno, voglio dire, questa, perché così si fa. Sì, progettate prima, certo, esatto. E questo è un vostro merito. Ritorniamo un attimo, mi rimetti la fotografia di Diego con i due soci, la Valeria e Daniele. Perché? Perché giustamente Diego ha detto doveva invitare tutti per questa trasmissione che c'è un solo ospite. Allora io, visto che siamo, come diceva Diego Zabeo, in chiusura di trasmissione, senta, facciamo una cosa un po' originale, no? Sì. Dica una cosa alla Valeria Argentò che non le ha mai detto e magari stasera, mentre si sta guardando, scopre un Diego Zabeo diverso. Cosa le vuole dire? Adesso lei sorriderà. Allora, No, non sorrido, io dico, l'ascolto. Valeria, grazie anche al tuo amore per la musica, per ciò che insieme abbiamo realizzato, oggi io posso ritenermi un uomo felice. E ovviamente anche a Daniele Cristofori cosa le vuole dire? A Daniele dico... Lasciamoli pure, lasciamoli Daniele, ti ho fatto dannare molto, ti ho certamente più volte rotto le scatole, ma senza di te non avrei realizzato nulla. Posso dirle, Diego Zabeo, che lei è un ruffiano? Tremendamente un ruffiano? No, è la verità. Mi prenda così, sono un po' ruffiano. Lei dice che le affermazioni... No, sono veritiere, sono dell'idea che sono veritiere. Ho detto solo che è stato un po' ruffiano nei confronti dei Sa soci. che cos'è? Che mi imbarazza l'idea di dirle in televisione in una platea peraltro numerosa, perché so sicuramente sarà numerosa questa sera. E quindi qualcuno potrebbe dire, mieloso, no, invece è un sentimento. Lei mi ha chiesto di dire delle cose spontanee, certo. E non costruite, e io ho fatto parlare il cuore. E io le ho risposto con il suo cuore, un pezzettino del suo cuore. Ma non sono ruffiano. No, ho detto nei confronti di loro in questo momento. Devo ringraziare Daniele, Valeria, i miei genitori, tutte le persone, mio padre e mia madre mi sono stati vicino. Mio padre, mi ricordo che quando affrontavo il problema della banca iniziale, naturalmente era disponibile a darmi una mano, e io gli ho detto: papà, non vorrei metterti in una situazione che poi mi tocca pensi che tanti anni fa c'è stata una persona, che non faccio il nome, che lei però sicuramente conoscerà, e ha detto: dai una mano allora si chiamava non si chiamava Diego, perché è un bravo ragazzo, bisogna darle una mano, e quindi ricordo così. Senta, siamo proprio in conclusione. Volevo ringraziare tutta la struttura, perché abbiamo parlato dei miei soci, ma io ho un gruppo di lavoro, alcuni che mi seguono da 10 anni, di cui mi sento fiero, che ritengo veramente speciale, quindi li ringrazio non cambierei mai. Certo, spero di poterli avere con me per sempre. Devo chiedere anche a loro se hanno lo stesso pensiero, perché poi succede sempre dipende dagli umori, un bravo giornalista dovrebbe ascoltare tutte e due le parti. Io sono molto esigente. Sì, no, è vero, no, ma sto scherzando ovviamente. Senta, davvero, siamo proprio alla fine di questa trasmissione. Prima di tutto la ringrazio di averla avuto ospite. Mi ha fatto dannare per averla ospite, però sono felice di aver fatto questa trasmissione, perché sicuramente abbiamo fatto conoscere al pubblico anche un Z diverso da quello che organizza i concerti, ma soprattutto come lavora dietro le quinte e come organizza i concerti. A tutti i miei ospiti di Primus Inter Pares do la telecamera finale. Lei ha 30 secondi, un minuto di tempo per dire tutto ciò che vuole alla telecamera e alla gente a casa. Prego. Bene. Allora, anch'io ringrazio lei, direttore, e la redazione per questo spazio che avete dedicato al mio sogno, che è diventato realtà. Io vorrei lanciare 2 o 3 spunti. Innanzitutto mi rivolgo ai giovani, abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, dicendo loro: ragazzi, mettetevi in gioco,
non fatevi prendere dall'incertezza, l'incertezza è un'occasione, è un'opportunità, come dicevo, per esplorare tutto quello che di nuovo e di bello voi potete fare. In seconda istanza mi rivolgo al pubblico, io vi ringrazio davvero tanto perché se ci avete permesso di poterci sentire realizzati è proprio grazie al vostro impegno, perché no, alla vostra partecipazione che non manca mai, e vi chiedo ancora una volta di sentirvi parte di una famiglia coesa per far sì che Padova, il Veneto, le nostre location siano sempre le più forti, le più belle come sono state fino ad oggi. Per concludere io auguro a me stesso di riuscire ancora una volta a realizzare tutto quello che oggi con maturità, con esperienza e competenza ho in mente e di condividerlo con voi. Grazie Diego Zabbeo, fondatore e presidente della ZED, di essere stato con noi questa sera. Grazie. Io ringrazio e saluto tutti i nostri telespettatori dandovi appuntamento a mercoledì prossimo per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.